Ben ritrovati in diretta nella mattinata di Radio.0, anche oggi siamo pronti per parlarvi di arredo giardino con Garden Anna, ma oggi in particolare ci occuperemo di un altro settore che anche segue Garden Anna, che sono i piccoli animali, e anche questa volta c'è Emanuela a raccontarci tutte le curiosità. Buongiorno a tutti e ben trovati. Oggi mi vedete un po' fuori dal mio contesto, di solito sono sempre in mezzo a piante e fiori, però siccome anch'io amante degli animali e avendo a casa 2 bambini piccoli ho imparato tante cose in questi anni e vi farò vedere che il nostro garden comincia con reparto zoo. In questo momento siamo nel reparto acquariologia accanto alle vasche dei pesci d'acqua fredda, quindi a questi pesci qua, tutti quanti, il classico pesce rosso, l'oranda, rossa, gialla, non serve il riscaldatore dell'acqua. Cosa vuol dire? Che basta la classica sfera di vetro per metterci dentro il pesciolino rosso. Allora, come fare a scegliere l'acquario giusto, il pesce giusto per casa vostra? In parole semplici, si dovrebbe scegliere prima che pesci mettere per poi capire che acquario proporre. Siccome di solito non è così, una volta scelto l'acquario, diciamo un classico acquario da 50-60 litri, si va a scegliere se fare acqua fredda o acqua calda in base a quello che l'acquario ci offre, o acqua salata casomai. A questo proposito vi dico che il Garden Anna vende anche l'acqua salata e l'acqua d'osmosi, che per l'acquario vuol dire un'acqua purificata, priva di tutte, acqua pura praticamente. Andando avanti, su un acquario da 50-60 litri stanno circa 10-12 pesciolini di varie misure, pesci d'acqua normali, pesci di fondo, pesci a gruppo, quindi là bisogna un attimo vedere, non metterne troppi e andare a fare 3-4 cose mensilmente, toglierli non più del 50% d'acqua, andandogliela a cambiare, dargli sempre da mangiare, quindi su 7 giorni tiriamo via un giorno che digiunano, gli altri giorni li diamo poco, o scaglie o granuli, è indifferente a quello che li abituiamo noi. Prima di mettere nell'acquario i pesci dobbiamo far maturare l'acqua. Come facciamo maturare l'acqua? Prepariamo il fondo dell'acquario, ci mettiamo l'acqua, quindi o acqua di rubinetto, ancora molto meglio è l'acqua d'osmosi, e lasciamo lavorare l'acquario per 3 settimane senza nulla. A quel punto cominciamo a metterci i pesciolini, 2-3 alla volta, non tutti assieme. Fatto ciò, una volta al mese puliamo, quindi togliamo massimo il 50% d'acqua, gliela rimettiamo nuova e i nostri pesci staranno con noi da tantissimo tempo. Questo ve lo posso garantire perché 2 anni fa i miei bambini erano ancora più piccoli di adesso, gli ho comprato l'acquario, se lo gestiscono loro, li aiutiamo solamente quando fanno lo svuotamento dell'acqua e tutti i pesci sono ancora vivi da 2 anni a questa parte. Nessuno ci vieta che nell'acquario d'acqua calda possiamo mettere delle piantine che vengono o interrate o solamente appoggiate su dei rami. Di qua vediamo l'acquario con i pesci da laghetto, che sono comunque molto molto grandi, e andiamo a spostarci sugli altri nostri animali. Di qua ci sono le tartarughe, la tartaruga erbivora, quindi quella da terra. Là nell'angolo, per chi non ci segue, è anche bella grande. Diciamo che le tartarughe arrivano dai 25 ai 28 cm di grandezza. Sotto abbiamo le tartarughe d'acqua, sopra di qua c'è il gecko leopardino, nascosto, anzi no, è uscito fuori, si sta scaldando, lui ha bisogno di un terrario con un riscaldatore, varie zone per nascondersi, anche perché è un animale notturno
e bisogna dargli insetti vivi. Forniamo ai nostri clienti anche l'insetto vivo come i grilli e le larve, insetti da pasto. Andando avanti ci soffermiamo sui nostri amici cantanti, quindi ci sono le coccorite, che sono dei pappagallini che si amano per la vita, quindi la coppia rimane coppia. Sotto i canarini, il canarino normale sul quale possiamo dire che il maschio canta, e anche questo ve lo posso garantire, cantano, e il canarino arricciato, un po' più particolare, molto frufru, il diamantino, che sono sempre dei uccellini molto piccoli. Per loro vale il discorso di avere una gabbia abbastanza grande finché loro riescono ad aprire le ali, il mangime e l'acqua fresca tutti i giorni. Così potete anche capire quanto lavoro può darvi un animale che quando lo comprate poi lo portate a casa. Nel prossimo ci sono i pappagallini un pelo più grandi, ciao, che ci salutano. Ci sono gli inseparabili, la calopsite, vedete, per chi ci vede ha un'apertura all'aria abbastanza grande, quindi deve anche avere una gabbia abbastanza grande. Ciò non toglie che una volta che si abituano possiamo anche farli uscire e farli fare un giro per casa, ovviamente a finestre chiuse. C'è anche lui che è un parocchetto monaco, è un pappagallo molto più grande ancora, e valgono tutte le cose che ho già detto per il canarino, quindi l'acqua sempre fresca, amano la verdura ovviamente asciutta, e la mela, il rosso d'uovo, ne vanno matti. Andando avanti abbiamo i cricettini, che sono animali notturni, quindi evitiamo quando li portiamo a casa di metterli proprio nella camera da letto, perché poi voi non dormite. Sotto le cavie, i conigli, di solito abbiamo il coniglio toy e il coniglio testa di leone. Loro due sono dei coniglietti abbastanza docili, arrivano da 1,5 kg a 2 kg di grandezza, e come vale un po' per tutti gli animali, ciotolina sempre piena e acqua sempre fresca, magari evitandoli il condizionatore, perché comunque non li fa bene, e neanche un posto tanto caldo. Passiamo, come Gardenanna, avendo il reparto di animali, ci sono anche tutti i mangimi, cricetti, conigli, pappagallini, tutte le gabbie di varie misure e dimensioni. C'è il fieno si sa che per il coniglio, per il cricetto c'è il fieno naturale e c'è il fieno aromatizzato, uno alla camomilla che li tranquillizza, quindi loro si sentono tranquilli mangiandolo. Tutte le varie gabbie, i guinzagli per i cani, ci spostiamo nella parte predisposta per il mangime cane e gatto. Ci sono i mangimi sia umidi che secchi. Abbiamo le maggiori ditte presenti sul mercato, come Monge, come Royal Canin, Purina, Oasi, Shesir, Trainer, Life, Pet Care, quindi trovate di tutto e di più. Mi soffermo per farvi vedere i giochi per i cani e per i gatti, specialmente d'estate, sono molto molto consigliati. I tappetini refrigeranti, i quali non serve metterli in frigo, ma l'animale col peso e con il calore attiva della gelatina all'interno che poi raffredda il loro corpo. Ed è vero, prima che facevo il giro l'ho provato, ho aperto una confezione, ho messo all'interno la mano e si sentiva con la pressione il fresco arrivare. Quindi è un'ottima idea anche per l'estate da mettere, non so, in macchina sul sedile, quindi quando ci sediamo sentiamo fresco anche noi.
Andando avanti, come vi ho già detto, il nostro reparto è molto grande, ci trovate di tutto e di più, tutte le cucce per i cani, i graffiatoi per i nostri amici gatti, quindi graffiatoi sì importanti, ma anche graffiatoi a un prezzo diciamo molto ragionevole, così li facciamo divertire. È da quest'anno che abbiamo introdotto anche la nostra linea di mangime umido, la Nutrimi, che è una linea Gardenanna, come vi dicevo, è una linea molto molto buona, ha il 96% di carne, quindi non trovate dentro carne praticamente. Dopo alla fine, per chi mi vede, vi farò vedere aprendo una scatolina che cosa troviamo dentro. C'è la linea dei biscotti e poi c'è la linea dell'umido per il nostro gatto. Apriamo una scatolina, vedete? C'è tonno e ci sono dentro calamari veri. Profuma veramente di tonno, quindi sono linee buone, garantite e certificate. Da parte mia questo è tutto. Vi dico che io ho fatto oggi un po' la portavoce, perché non è proprio il mio, essendo un agronomo mi dedico di più alla parte esterna, quindi piante e fiori, però di qua troverete due esperti, uno è Thomas, l'altra è la Claudia, che per qualsiasi dubbio, per qualsiasi domanda voi abbiate, vi daranno un consiglio, vi verranno incontro, vi potranno aiutare a far sì che i vostri amici, o piccoli o grandi, stiano bene. Da parte mia per oggi è tutto, vi saluto tutti voi, dicendovi che vi aspettiamo il Gardenanna, vi aspettiamo da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30, le domeniche e i festivi dalle 9.30 alle 12.30, dalle 15 alle 18.30, e dicendovi veniteci a trovare, a parte piante e fiori trovate anche tante altre cose. Ciao, un saluto a tutti, alla prossima! Grazie allora Manuela per questo interessante viaggio attraverso tutto quello che è il settore dedicato agli animali di Gardenanna. Ricordo che troverete questo video e tutti gli altri video che abbiamo realizzato insieme a Gardenanna nella playlist dedicata sul nostro canale YouTube e sul nostro sito radio.0.it, oltre che sulla nostra pagina Facebook, dove se avete ascoltato questa intervista alla radio potrete anche vedere le immagini che ci ha descritto Manuela. La settimana prossima appuntamento dedicato invece all'arredo giardino e alle piscine, grande richiesta, quindi mi raccomando non mancate. Per oggi è tutto nel nostro ambito dedicato al giardinaggio, ovviamente rimanete con noi perché la mattinata è ancora intensa.